purtroppo siamo animatori, siamo viziati, ci piace che voi ci facciate sentire il vostro calore. Un applauso, signori, io non ti rubo, non mi piace parlare, parleranno loro per voi stasera, varietà, musica, buio, un minuto e siamo da voi, grazie. In discoteca. Sei sola stasera? Chiedili quanti anni c'ha? Sì. Ma quanti anni ha? 21 minuti! Come ti chiami? Alessia! Ecco, è successo di nuovo. Ma, oddio! Ma lui! Oddio! No! Tu sei l'amore della mia vita! Le notti così fatte il cuore, oddio! Lui è caduto per colpa del mio alito! Oddio che... Ma tu come ti chiami? Luca! Questo è il nostro modo per darvi il benvenuto. Ci siamo fatti due risate con tu. Devo dire dopo ti presento, però ti voglio vestito così alla presentazione perché mi hai fatto battere il cuore, te lo giuro. Meno male che non ho cenato stasera perché sennò usciva tutto. Allora signori, mentre diamo la possibilità ai nostri altri animatori, avete visto uno sketch fatto dai nostri maschietti per la goduria degli occhi femminili, avevo anche uno sketch fatto dalle femminucce per la goduria degli occhi maschili. Ma prima loro si stanno preparando, ora mi servite voi perché noi non siamo solo coloro che stanno qui da soli per farvi ridere, ma vogliamo la vostra partecipazione. Quindi un animatore da me, un mio animatore, vieni così come stai, tipo muratore, prendetevi 4 persone subito, immediatamente, qui, le voglio qui, subito, veloce, una, via, si dorme, due, guarda, prendetevene 3, ho preso la terza. No, devi, sì. 3, ce ne avete, ok, 4, ok, va bene, 4, 5, stop! Purtroppo al batte
ok, perfetto. Allora, ti metti qui tu. Cioè, se mi state prendendo in giro io ci sto, perché io lo faccio per... No, scherzo. Allora, no, uno avanti, due in là e uno in piedi. Allora, questo gioco si chiama Stammi Dietro Dance. Ultimamente l'hanno fatto anche sul programma, mi hanno detto R2. È molto carino come gioco. Parti tu perché tu sei ballerino, so che tu sei ballerino, o ballerina, parola grossa. Però non ti preoccupare, non diciamo che siano 3 persone, quindi non lo vedrà sempre nessuno. Dicevo, partiranno una serie di canzoni. Tu devi creare al momento tu devi ballare, devi creare la tua coreografia al momento sulla canzone. Voi 3 dovete eseguire esattamente quello che sta facendo lui. Occhio, avete 40 secondi per ogni canzone, perché dopo i tuoi 40 secondi, quando cambia la musica, voi girate, vieni tu qui a fare la ballerina e gli altri seguono. Voglio vedere chi di voi riesce a seguire meglio gli altri. In cabina il nostro Diego, sei pronto Diego? 3, 2, avete capito prima cosa? Ho dei dubbi, però devi ballare. A posto. 3, 2, 1, go! Oh, si parte con un pezzo commerciale. Le mani ragazzi, le mani! Stop! Non vuoi pigliare il tuo partito. Andiamo a vedere le cose. Occhio che 40 secondi passano. Ma che bravi! Non li lasciamo soli! Non mi sento! Cambio, si gira, ok. Una salsa. Ti piace la salsa? Io preferisco il canale, non fa niente. Ma tu vai cantando, devono seguire loro te, non tu loro, si devono già. Ecco, ok, questo le hai insegnato al corso pre-parto. Devi dire la respirazione. Vai, sei. Ma vai, vada tranquilla, tanto non se ne accorge nessuno che non sei ballare. Non vamo, cambiate. È molto fortunato. Vieni, adesso cosa. Ecco, vedi. Io sarò sordo ma non mi sento. Sarò sempre in vacanza. Ma siete uniti tutti. Ma voi lo seguite. Sono qui. È cambiata, cambio, ultimo cambio. Oh, veramente. Guarda. Come si dice in italiano? USB. Guarda ragazzi, stai cadendo in difficoltà il ballerino. Quindi ci siamo, vai. Signori, facciamo un grande applauso per chi ha collaborato con voi. C'è un premio. Vi siete sacrificati, avete vinto una settimana di vacanza a casa vostra. Applauso! Grazie.
che pagare, pagare. Fai come tutti. Mangi, prendi e scappi. No, no, ma insomma, non ci pensi a quel cameriere che deve lavare un piatto in più per te. No, non lo mangiare. Cameriere, è il suo lavoro, lo pagano per lavare i piatti. No, non toccare neanche una forchettata. Assolutamente no, il tuo fisico così snello non ti puoi permettere di fare qualche carboidrato in più. Qualche carboidrato in più. Ce l'hai il numero del chirurgo plastico e poi guarda che lavoro che ha fatto. No. Poi quella pasta lì proprio non mi accusano niente. Con quei pomodorini. No. Non mi sanno di buoni. Siamo in un ristorante 2 stelle Michelin, mangia per favore. No, per favore. No, Mangia. Non devi, non puoi. Non mangiarlo. Devi Non mangiarlo. prendere una forchettata. Mangia! No, Mangia! no. Mangia! Forza, prendi una forchetta e mangia! Coraggio! Mangia! Ora! Mangia! Ma ci voleva così poco per farci una forchettata insieme? Hai proprio ragione, amica. Parole sante. Le mani, signori, voglio sentire le mani perché è arrivato il momento di presentare il nostro staff che questa sera ha collaborato con me. Io non mi sono presentato, che non ho educato. Sono Raffaele Brigante qui per voi. Vi vado a presentare il mio staff. Prego! Volevo presentare il nostro Diego in console, applauso per il grande Diego. E poi volevamo lasciarvi un'impronta con un sorriso e quindi ci presentiamo così. L'altro giorno mia sorella è andata a cavallo e ha fatto il purè. Mi è schiacciata la patata. Ho scoperto finalmente dove si trova il Camerun, tra il bagno e la cucina. Riccardo! Ho capito perché supererà la tuta attillata. È perché ha la S. Andrea! Ci riporti gli applausi! Il filo è caduto dalla bici, frattura composta. Luca! Mi hanno chiesto se mi piacciono i funghi velenosi. Uomo fanno morire. Francesco! Ok, in America la gente viene vestita ogni 2 minuti, anche il tempo di rialzarsi. Olli! Va bene, anche se non lo vedo gli altri che mi presento, sono Sofia, Luca, Milana e Alessio. Grande, grandissimo applauso. Signori, grazie di essere stati con noi. A domani, ciao! Grazie Raffaele. Bene, parola alla giuria, prego. Allora, io mi stacco un attimino dall'esibizione del gruppo e voglio presentarvi la costumista Francesca.
affrontato anche con Daniela. Io volevo farti i complimenti, a parte per i 2 giorni che abbiamo passato più o meno insieme. Sei una persona molto pulita, molto organizzata, non conosci il villaggio, tante cose solo da pulire per l'amor del cielo, però la costumeria è a posto, quindi sei molto ordinata. La pochette che stai indossando l'hai fatta tu, quindi complimenti, spero che attenzione. Spero che la pensione sia ormai passata e davvero ti faccio i complimenti per questo percorso. Ok, bene, andiamo sul gruppo, Raffaele. Devo dire che oggi io sono venuto a sbirciarvi un pochettino durante le prove e mi siete piaciuti molto. Ho visto un bel trattamento, un bel gruppo, insomma devo dire che avete lavorato ma vi siete anche un po' divertiti oggi pomeriggio tra di voi e questo si è visto anche un po', si è visto poi anche sul palco, quindi devo dire che la serata è stata, ovviamente Raffaele ha lavorato di mestiere, come si suol dire, diciamo non ha azzardato, si è appoggiato molto su alcune cose sicure, però diciamo che un pochettino il concetto della serata l'ha portato a casa. Io devo fare i complimenti a voi ragazzi, mi siete piaciuti? In particolar modo le 2 ragazze che di Angelo e Diamo che hanno diciamo sostenuto una parte più facile. E questo fondamentalmente, quindi insomma è stata una serata piacevole e diciamo che il format c'è stato, peccato un po' per aver sforato nel tempo, ma questo è un tecnicismo che riguarderà Raffaele e non voi. Mi dispiace anche perché una delle battute, tutte divertenti, ma una delle battute più forti era quella di Alessio nel film. Vabbè, ce la racconterei in discoteca Alessio questo. Però vestito così. Prendetevi l'applauso ragazzi. Ok, a posto, grazie ragazzi.